La seconda azione dell'iniziativa temporanea si chiama documentare ed è nata nel momento in cui ci siamo resi conto che questo luogo che vi abbiamo già raccontato, Palazzo Soranzo Novello, non è soltanto il luogo che è stato, cioè il luogo del palazzo della famiglia patrizia veneziana, del palazzo della famiglia del notabiliato locale dei Novello, ma era anche un luogo che ora, adesso, aveva una notevole ed ha una notevole potenza evocativa, una forza in cui il passato, non direi recente, ma recentissimo, è qui ancora, ma già non è più qui. Questo doveva essere, secondo noi, colto, raccontato, descritto, interpretato, in una parola, documentato. Per questo la nostra scelta è stata quella di rivolgersi a Daniele Costa, quindi è un artista che opera nel campo della videoarte, con la richiesta di provare a capire che tipo di sguardo lui avrebbe potuto rivolgere a questo spazio, come avrebbe potuto raccontarlo e gli abbiamo chiesto cos'è per te Palazzo Soranzo Novello e cosa può raccontarci. Documentare quindi ha avuto come esito principale quest'opera d'arte video prodotto da Daniele Costa che si chiama Tenuto immerso, che è un'opera pazzesca di rara tensione. Io posso ancora e voglio ancora ricordare la prima visione che mi ha tenuto per circa 12 minuti o forse esattamente 12 minuti della sua durata in tensione continua sullo schermo. Quindi Daniele, posso chiederti una cosa che è uno dei temi con cui ho dovuto confrontarmi in questo caso da responsabile organizzativo amministrativo di questa iniziativa che si chiama Temporanea, e cioè che è un po' la definizione di un'opera d'arte video. Cos'è per te un'opera d'arte video? Cos'è il lavoro che fai? Ciao Matteo. Ciao Daniele. Come stai? Vedi tu, siamo qui sotto questo spazio no, fa caldissimo, qua, questa fa cosa è molto caldissimo bella. E io ho tenuto alta la bandiera della, come si dice, del integralismo finora e adesso mi sto sciogliendo. È una plomba incredibile. Hai visto? Poi il beige sì, io stempero perché è una delle mie qualità, stemperare un pochino. No? Anche la temperatura proprio qui, ci sono 40 gradi. Direi buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, che è una cosa che sta sempre bene. Sì. Cos'è un'opera d'arte video? Innanzitutto c'è un grazie enorme dietro tutto questo, perché un'operazione di questo tipo in provincia, perché siamo in provincia, ha un valore secondo me estremamente grande, oltre all'operazione proprio nella costruzione di tutto quello che abbiamo fatto proprio come team, perché secondo me è un lavoro di squadra molto forte e l'arte contemporanea sta andando verso questa cosa, secondo me, cioè il lavorare non più come singoli esiliati nel mondo dei caduti, ma come qualcosa che si muove insieme, no? L'opera d'arte video, io posso darti quella che è per me la mia definizione. Poi non ho la sfera magica, quindi non so, cioè potrei farti dei richiami nell'arte contemporanea, ma secondo me è un po' anche, lascia il tempo che trova, diciamo. Io ho avuto una fascinazione sulla via di Damasco, nel senso che l'immagine in movimento ha sempre un po' costellato quella che è stato il mio percorso di ricerca. Arrivo da degli studi legati alla mia parte, diciamo, giovanile, quindi prima dell'università, che non c'entravano assolutamente niente con il percorso che poi ho intrapreso, quindi l'arte visiva, e che erano degli studi molto tecnici legati a un ambito professionale molto tecnico. E mi sono avvicinato al video perché c'era una cosa che creava in me un continuo rapporto di amore ed odio, e che è il tempo. Cioè l'immagine in movimento, essendo in movimento, contiene tempo e si attua nel muoversi di questo tempo, no? Che è un po' come il corpo umano, cioè che è un po' come la vita che noi in un qualche modo attraversiamo, no? Cadiamo nel tempo, e anche nel vento, e ripetiamo questo muoverci in una maniera fino al nostro fallimento, direi, no? Come
atto vero e proprio di caduta, Ma- che è un'altra parola che a me piace tantissimo. Caduta. No, fallimento. No, caduta tra l'altro, sì, cioè, parlare di fallimento e cadute in questo luogo è il suo must. È il suo must. E quindi per me sì, cioè, il video, cioè la videoarte nasconde tutta una fascinazione molto forte per l'immagine in movimento, che non diventa un modo per esprimere una documentazione in senso lato, quindi con una linea narrativa che parte da un punto A a un punto B, ma serve per quanto mi riguarda muovere dei pensieri altri, delle possibilità altre che si ripercuotono nei corpi e quindi che si muovono attraverso questo tempo che non diventa fine a se stesso, certo, ma che in un qualche modo produce altre possibilità. Direi un po' come quando da piccolo ti dicono immagina di cosa farai da grande e tu dici vorrei fare il medico, ma poi diventi uno scrittore famoso e quindi... non fai più il medico. Cioè, no, ma senti, quindi un'opera d'arte video non è un film, giusto? Può essere un film, Può essere un film, ma non è un film. Sto pensando a tutte le definizioni di approssimazione che le persone a cui ho raccontato passo passo questo lavoro che stavamo facendo, ma allora è un film? Non esattamente. Non è neanche esattamente un documentario. No. Giusto? Anzi c'è un po' di c'è un po' di stacco nei confronti del documentario. Ecco. Ma e quindi è interessante che noi l'abbiamo messa inconsapevolmente dentro un ossimoro, per così dire, cioè l'abbiamo messa dentro un'azione che abbiamo chiamato documentare, ma questa azione di documentazione abbiamo voluto farla appunto con un'opera d'arte video, non con, come si può dire, una semplice cattura di immagini messe là. E tu naturalmente prima di collaborare con tutte poi le persone che hanno costruito questa tua opera, sei venuto a esplorare questo spazio, Palazzo Soranzo Novello. Qual è stata la prima cosa che sei entrato qua e cosa hai detto? Hai detto che posto schifoso? Che cosa è stata la prima reazione? Questo posto qui ha una tensione incredibile, che ha una tensione secondo me anche molto immaginativa, no? Sì. Nel senso che è un posto che nel momento in cui ci entri ti immagini la presenza, no? Nel senso che è un posto che, come hai detto tu, produceva molto, sì. Quindi siamo negli anni del capitalismo quello sfrenato e quindi la prima volta che sono entrato qui dentro c'era quella tensione immaginativa di pensare a tutte le persone che passavano 8 ore della propria giornata qui dentro, che muovevano cumuli di carte, che decidevano cose legate magari, non so, al futuro imprenditoriale di Castelfranco Veneto. Sì, certo. E la prima cosa che ho sentito io è questa, perché poi ogni persona qui dentro, secondo me, un po' come tutti noi nella nostra vita, affrontiamo un percorso che diventa un po' abitudine, diventa un po' consolidamento di alcune sfaccettature giornaliere e che qui dentro si sente molto, no? Sì, è un po' un tema di presenza, no? Che più o meno è stato anche quello che ho provato io. Anzi, io ti dirò, la primissima volta che sono venuto qui mi ha colpito ancora, paradossalmente, nella mia posizione poi, peraltro, ancora più che la parte conservata, storicamente più pregevole, quella appunto con gli stucchi, eccetera, mi ha molto colpito l'altro semipiano, no? Quello in cui invece l'intervento negli anni 70 di ripensamento funzionale di questo luogo è stato più violento, se vogliamo, cambiando completamente volto a una struttura. Ed è proprio questa altalena tra non esserci più e l'esserci ancora, che credo sia il fascino di questo luogo. Io credo che i visitatori che vengono qui entrano, aspettano i minuti, no, che abbiamo questo ciclo di rappresentazione della tua di tenuto immerso, e poi tenuto immerso salta fuori
come in 3 modi, dimmi se sbaglio. Sicuramente ho paura di sbagliare. Sbagliare umano. Ma è umano. Quindi il primo è la luce dell'immagine, ok? È quello primo. Poi il suono, nella duplice declinazione di suono, vorrei dire, senza parole e suono di parole, giusto? E questo mix è pazzesco. Io credo. Potremmo anche, non so, tu hai presente che a un certo punto, mentre stavamo lavorando, tu mi hai chiesto questa faccenda di dire, sì, ma servirebbero delle parole, è vero? E io naturalmente, come quando sempre si tratta di scrivere qualcosa, mi tiro indietro perché se uno direbbe di no, ma cioè, è faticoso per me, non è mai stata una cosa molto, non è quel tipo di attività liberatoria che ha sempre qualcosa che ha a che fare con, per me come cosa liberatoria, mi ricordo altre liberazioni, e ho cercato di un po' di tirare indietro. In realtà è stato molto bello perché non avevo ancora visto nulla di quello che tu stavi facendo, è vero? E quando ti ho dato il testo, che io avevo pensato con la mia interpretazione di questo luogo, in realtà c'è stata una specie di matching. Esatto, no? E questo mi è sembrato meraviglioso, questo incontro di linguaggi. Poi c'è anche nell'opera video che tu hai tenuto immerso, c'è anche del movimento, cioè non soltanto, c'è il movimento di qualcuno oltre che il movimento delle immagini. Parliamo un po' di questo movimento qua, cioè come l'hai pensato? Sì, allora secondo me la cosa che tu hai detto prima è forse il primo pensiero che ho fatto, ovvero il fatto che l'assenza di per sé crea una presenza forte e motivata, direi, Sì. no? Perché ci sono svariati artisti, tra l'altro, che si muovono su questa direzione, nel fatto che quando ti approcci in un luogo che all'interno ha contenuto vite e ha contenuto tempo, perché poi i luoghi abitati diventano esperienze passate, no? E da lì in poi si accumulano tutta una serie di appunto possibilità, nel senso che le cose si muovono. E quello che mancava qui dentro quando siamo entrati, quando abbiamo fatto le prime visite guidate, era proprio il fatto che c'era tantissimo, secondo me, che era fermo, quasi stratificato, un po' fluttuante, perché sotto nella parte appunto quella messa sventrata, insomma, e fatta banca anni 70, ci sono questi mega lucernai con questa, sembra un po' una luna fatta male, insomma, o anche fatta bene, non so come è fatta, non c'è mai stato. Però ha questo carattere anche lì molto di movimento, perché la prima cosa che si fa quando si va sulla luna è fare una passeggiata, giusto? Certo. E da lì è venuto quasi in maniera spontanea a pensare al fatto che per raccontare un posto dove di solito il movimento è dato da un soggetto o comunque una soggettività che si muove, allora in quel caso diventa lo spazio e tu diventi il soggetto in prima persona che si muove come all'interno di una sorta di videogioco. E poi c'è una cosa molto bella che secondo me prima hai detto, che è il fatto che appunto per ricollegarci a quello che abbiamo detto all'inizio, secondo me qui dentro si sono create tutta una serie di stratificazioni che nascono un po' dal contatto, che è un contatto che non è mai stato domesticato e che quindi si nutre l'uno dell'altro o dell'altra, e che quindi l'incontro con le tue parole, il lavoro di Mauro Martinuz e di Alberto Paolini, che hanno fatto un lavoro di suono qua dentro incredibile. Ma poi il lavoro del team, cioè nel senso Lisa, Marta hanno lavorato per creare la possibilità, perché serve chi crea la possibilità, no? E Stefano Volpato ci ha messo la sua visione curatoriale sull'opera, ovviamente,
E quindi secondo me qui poi a un certo punto, quando siamo entrati, si sono creati poi dei movimenti che hanno portato a esplorare tutto quello che c'era Sì, qui dentro. esatto, e parli bene sia dei movimenti che hanno portato, che in un certo qual modo che hanno rappresentato l'esplorazione, ma poi ci sono stati anche i movimenti, è come se fosse stata una fase ulteriore poi, quando è stato prodotto il tuo lavoro e quando il lavoro delle altre azioni di temporanea, cioè esibire e recuperare, no? Hanno cominciato a, come può dire, a quagliare, ci sono stati movimenti di incrocio di questi linguaggi che prima erano sulla carta, poi hanno cominciato a diventare realtà fisica all'interno di questo spazio, rimettendoci dentro altra presenza ancora, no? E quindi questi linguaggi che hanno cominciato la loro effettiva commistione. E anche questo è stato pazzesco. Poi, voglio dire, a un certo punto, credo proprio in questo punto, nel tuo video succede una cosa che non potremmo proprio, non so se si usi, nei libri dire spoilerare non si fa, vero? Ma sì. Si può dire, Beh, no? l'opera è presente, è visibile. È visibile, esatto. Però non, sai che adesso sto pensando se voglio dirlo o se devo inventarmi qualcosa per non dirlo. Non so, il podcast è tuo, quindi... No, e dico che poi qua su succede un ribaltamento, possiamo dire così? Qua su l'opera cambia. Un'inversione unistatale. Esattamente, un'inversione unistatale e proprio si compie in questo bianco. Un altro tema che mi piace molto di questo luogo e che nella tua opera poi emerge più che bene è la contrapposizione e anche poi posizionata topograficamente in maniera perfetta, vorrei dire spiritualmente in maniera perfetta, tra uno spazio giù sotto che è il cavò, che è buio, freddo, l'inferno in realtà è caldo, ma giù è più fresco, e qua su un posto bianchissimo, etereo, angelico, che in realtà è caldissimo. Quindi c'è proprio anche uno volendo fare questa ascesa dall'oscuro al chiaro o discende dal chiaro all'oscuro, è una questione di punti di vista. E anche questo è significativo secondo me, questa coesistenza di toni all'interno di questo palazzo. Mi hai pensato quanti toni ci sono, cioè quante tonalità anche poi di conseguenza emotive. Sì, insomma abbiamo fatto un'operazione abbastanza, penso tutti, ambiziosa, nonché anche molto rischiosa. C'era un attimo cadere dal quinto piano e fratturarsi tutte le ossa. Cioè, dire, provare a cadere nel quinto piano. Sì. E poi fino a qui tutto bene, poi ti spiaccichi un attimo. A un certo punto, quando si arriva in questo spazio, poi ecco, secondo me questa è un po' la differenza, no? Per come interpreto io il video. Cioè ci sono dei momenti in cui quello che accade nella tua testa non coincide con quello che sta accadendo. E il video, inteso come appunto un documentario o quant'altro, comunque segue un filo, ed è giusto che lo segua perché la vita è fatta anche di fili. Per come invece ragiono io, non avendo poi noi di fili come esseri umani, per me invece c'è il fatto che quando arrivi qui sopra può essere che tutto si capovolga e che quindi tu venga anche un po' assalito da tutto quello che accade, no? Perché alla fine questi due spazi sono due palazzi, secondo me, diversi, e forse anche storicamente diversi, che quindi hanno due storie e che a un certo punto si devono incastrare, no? Forzatamente, per mano dell'uomo, ovviamente, ma coincidono con una sorta di un tenersi, no? Cioè proprio un tenersi, come se fosse quelle fessure che ci sono tra i piani, come se fossero delle mandate che corrono l'una dentro l'altra per stringersi e tenersi assieme, no? Ci sto pensando, sto pensando a questo fatto interessante. Che è anche interessante dal punto di vista, se vuoi, metaforico, che questa connessione mantenga comunque le due parti divise in un certo senso, no? Le integra mantenendole divise. Cioè c'è queste
fessurazioni di cui tu anche Sì. leggermente sfalsate dal punto di vista dei piani, c'è anche quello scalinetto in più che ti porta di là. Perché l'architetto non aveva misurato E non ha bene. misurato, forse dici, può essere, Sai. o non fosse una scelta proprio in realtà, chissà che filosoficamente concepita. Sì, che la ancora storia si sta sfugge. giù La storia sta giù, noi facciamo un passetto più su, ma un passetto, niente di niente grave. di grave, un Sì, sì, no, passetto. infatti. Eh. Ma in tutto questo però c'è Ma una compenetrazione continua, sì. no? Nel senso che io, quando abbiamo cominciato a fare questo tour, la parte nuova, per quanto sia estremamente affascinante perché ci appartiene, Sì, tra sì, virgolette, la parte antica in realtà ha una presenza molto forte. Mamma mia, Queste sì. due parti a un certo punto cominciano a dialogare a distanza, no? Guarda, non riesco a liberarmi da questo luce, ombra, luce, ombra, luce, ombra. Mi ricordo in uno dei primi progetti che tu ci hai mandato, no, di concept proprio, in cui parlavi un po' di quello che succede, della luna di luce che resta dopo che, Sì. ok? Cioè che resta ancora, ti resta impresso un po' di luna di luce. Il fantasma. Il fantasma. Che Che è poi, che poi l'accezione ritroviamo antica. anche in un altro, come si può dire, in un'altra appendice di documentario che è il lavoro fotografico di Alfred Agostinelli, questo tema del fantasma torna. Ma che noi nella parte vecchia, questo alone lo ritroviamo fisico, non in forma di luce ma in forma di ombra. È presente nel piano nobile dove stava la pinacoteca della banca, in cui tutti i quadri che sono stati tolti hanno lasciato dietro quest'altro alone, questa chiazza, che è un persistere dell'assenza in chiave di ombra in questo caso, che è pure una cosa molto bella, che purtroppo il visitatore non può vedere perché è un piano che non è accessibile al percorso di visita, però è ancora questo tema del permanere, che poi in un luogo che, parlando qui di museo, o di archivio anche, io spero sempre che le due cose si capisca prima o poi che stanno insieme. Vabbè, sì. No, anche l'elaborazione proprio gestionale di queste cose nel mondo contemporaneo va in questa direzione, va in direzione MAB, museo, archivio, biblioteche, si dice, cioè cose che stanno insieme, che è proprio una maniera di conservare presente l'assente, è quello, se ci pensi, che hanno in comune, no? Certo. Ecco, un oggetto cosa può dire? Io a me alle volte, in un altro podcast si parlava di una calza femminile settecentesca che sta qui in mostra. È uno dei tanti oggetti che hanno questa forza di mantenimento dell'assente, no? Il punto poi è capire, sai che nell'archivistica cosa si fa? Magari lo si dice poco di solito, però lo scarto lo si fa anche nelle biblioteche, ma in archivistica, quando tu l'archivio corrente di un istituto passa nell'archivio di deposito e poi l'archivio di deposito passa a quello storico, è un andamento così, c'è lo scarto. E lo scarto vuol dire buttare via, cioè vuol dire decidere cosa resta e cosa va. Ed è un'operazione scientificamente modulata secondo dei criteri precisi. Quello che è successo qua dentro è che questo scarto è stato pressoché totale, cioè è stato preso e svuotato, cioè è rimasto quello che si faticava a buttare via, giusto? Sì, è un collegamento molto azzardato e forte, però cioè, che calza a pennello con l'inquadratura. È un pensiero che faccio spesso sull'inquadratura. Vedi, effettivamente sì. Cioè l'inquadratura è un'azione molto violenta, secondo me, estremamente performativa, che ti dà delle cose e ne scarta delle altre. E nella logica poi di trattamento di questo video, soprattutto, abbiamo affrontato delle cose, ne abbiamo scartate delle altre. Perché, come dici tu, c'è un'azione di assenza e presenza che quando si avvia crea appunto quel movimento che poi va a compiere proprio, cioè per me è proprio un'azione violenta, nel senso che intendere il video per me c'è anche della violenza, Sì. violenza nel senso anche
per la parola proprio vera Sì, e propria, cioè per me ha una fascinazione anche il fatto che tu appunto lavori con un mezzo e hai questa cosa che se la studi, se arrivi a quello, no? Sì. Tu prima parlavi di commistione, la ricerca porta al contemporaneo. Io, per come intendo il mio percorso, la ricerca, quindi l'archivio, il cercare, il scovare, il capire, porta poi a produrre qualcosa di nuovo, Certo. per come affronto io poi i miei progetti. E quindi in tutto questo c'è una fascinazione anche molto performativa. Non abbiamo parlato di performatività dei corpi qua dentro, ma secondo me c'è esatto. tantissima Sì, questa è una performatività cosa che mi dei hai sempre corpi. detto. Io, è il tema su cui ho fatto inizialmente più fatica a seguirti. Cioè, dicevo, ok, capisco, ma cosa vuol dire? Vuol dire che mi porta dentro delle persone che faranno dei movimenti che verranno fissati o è qualcosa d'altro? Ho capito poi che è di più. Sì, cioè, magari farò delle gaffe incredibili, quindi sono pronto Ma guarda, la vita è fatta di gaffe. di gaffe, sì. No, c'è la cosiddetta nostalgia dell'ignorare, no? Che è il fatto che io non so, ignoro quello che stai facendo, dove sei, cosa stai, e quindi mi sto ammorbando di tutto questo, no? E questa cosa qui sta molto, secondo me, nella performatività del corpo e in quelle cose che in un qualche modo non sussistono più. E qui dentro c'era un'estrema performatività dei corpi, dal mio punto di vista, no? Nella vita da che Nella è uscito vita da qua. che, sì, e quindi c'è quella nostalgia, nel senso che ignoro dove siano quelle persone, ignoro dove siano quelle vite, ignoriamo, no? E quindi ci chiediamo, almeno io mi chiedo, poi magari dovrei anche imparare a farmi un po' i fatti miei, però dico, ignoro questa cosa qui e quindi mi chiedo quella performatività lì dove sia andata, nel senso che mi immagino che questa banca negli anni 90 fosse alla mattina gli sportelli pieni, le persone in coda, no? Mi ricordo mia mamma quando andavo a prelevare i soldi o a depositarli, c'era un susseguirsi di azioni, no? Le persone negli sportelli magari un po' svaccate o magari non perfettamente felici di fare il loro lavoro e tutti quelli che si incontravano negli altri piani, c'è tantissimo che non, cioè non si vede più, ma permane in un qualche Sai modo. che proprio su questo punto, cioè sul dove sono le vite che erano qua dentro, anzi, grazie a questo punto, a una delle tante vite che erano qua dentro, che si sono svolte qua dentro, ha preso forma la terza azione temporanea, che è recuperare. Si può dire che recuperare nasce da una vita che era qua dentro e che ci ha messo sulla giusta strada. Ne parleremo.